Inaugurate le nuove giostrine di Parco Sebellina Rossano Veneto con l'amministrazione comunale che ha voluto esprimere il proprio ringraziamento all'azienda Frattinauto che ha dimostrato vicinanza e generosità donando alla comunità le nuove strutture di gioco. Ma Rossano Veneto è pronta anche a un'altra inaugurazione, quella di Palazzo Sebellin, ex sede del municipio. Ormai siamo addirittura d'arrivo ed è veramente con grande soddisfazione che prima della fine dell'anno consegneremo questo stabile completamente restaurato alle nostre associazioni. Un lavoro iniziato ancora con la prima amministrazione Martini con il recupero degli annessi e poi continuato in questi anni con il recupero del corpo centrale. Ogni associazione che ha fatto domanda avrà la sua propria sede, condividendo degli spazi comuni perché siamo riusciti a recuperare anche due nuove sale riunioni. Un lavoro atteso e voluto che ha subito ritardi causa Covid, aumento dei prezzi e difficoltà nel reperire le materie prime. Ci sono stati ritardi che le opere pubbliche hanno subito in tutta Italia.